Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno. Eccoci qua all'uscita dell'autostrada. Oggi più sola del solito perché tra tangenziale di Milano, autostrada per Torino e poi la deviazione per Alessandria, mamma mia che sola. Più di 100 km di autostrada. Due palle, però siamo usciti, siamo in zona Casale Monferrato dove comincia questo super tour nel bellissimo Monferrato. Giornata bella perché è una bella giornata, però c'è questo sole un po' velato che a livello di luce non è il massimo. Comunque bando alle ciance, fa niente, non mi interessa. Oggi super giornata, super tour tra le colline del Monferrato, quindi ragazzi mettetevi comodi e gustatevi questo giro perché mi sa che ne vedremo delle belle. Vamos, vamos, vamos! Coniolo, il paese delle rose. È qua che comincia il rock, ragazzi, da Coniolo, perché fino a Casale Monferrato c'è la super palla dell'autostrada tangenziale statale, insomma una sola. Appena si esce da Casale e si parte da qua, avete visto già qualche stradina interessante che sale su in collina. Siamo già sulle colline del Monferrato, bellissime. Peccato solo un po' questa leggera foschia che rovina un po' il panorama, ma confido che tra poco dovrebbe diradarsi completamente, lasciare posto al cielo azzurro. Intanto godiamoci questo giro, ragazzi, perché è tanta roba. Come tanta roba oggi vorrei assaggiare qualcosa di locale, tipo una tagliatella al tartufo, una roba del genere. Adesso vediamo un po' quando sarà l'ora. Sono le 10:30, ci sono 12 gradi, direi che si sta davvero bene, strade super e nulla ragazzi, godetevi il giro. Che villettina è questa qua, con sto panorama dietro che vabbè, per adesso è così, ma che panorami. Dicevo, quindi tagliatella al tartufo, vediamo, e magari un buon barbaresco qua di questi posti. Vediamo, dai, vediamo. Oggi niente panozzo, oggi bisogna volersi un po' più bene, quindi pranzetto magari con una bella vista dalla collina. Poi seguite il video e poi vedrete dove andremo a parare. Che belle sono le colline del Monferrato. Poi questi paesi sulla collina, proprio sul cucuzzolo della collina, la chiesa, bello, che bello. Bello. Questo è Moncalvo, questo paese, Moncalvo. Allora si iniziano a vedere un po' di trattori che stanno cominciando ad arare i campi per iniziare la coltivazione, ragazzi, di viti, perché qua zona assolutamente di ottimo vino, il Barbera d'Acqui, il Grignolino, ce ne sono di vini buoni qua. Il Cortese anche è fatto da queste parti. Il Cortese è un bianco molto buono che a me piace tantissimo. Bello, perché guardate che spettacolo.
No dai, si può, che cavolo, nella provinciale SP18. Allora ragazzi, mentre sto girando su e giù per le colline del Monferrato, l'Africona ha svalicato anche lei gli 80.000 km, quindi posso dire ufficialmente che ho finito il rodaggio, ragazzi. Rodaggio finito dell'Africona, adesso si comincia a fare sul serio un po' di strada. Ragazzi, manco a dirlo, traccia GPX in descrizione, sempre super gratuita per tutti. Eccoci ragazzi, ci siamo fermati in questo paesino che si chiama Cocconato. Bello perché è in cima alla collina. Adesso vi faccio vedere, giro la camera. Per quello che si riesce a vedere oggi purtroppo c'è foschia. Siamo sulla collina, sulle colline del Monferrato. Veramente bei posti, bei posti. Come bel posto è questo posticino, moto parcheggiate e in vista, perché noi siamo seduti praticamente lì, quindi al sole, si sta veramente bene al sole. Ci siamo fermati per il pranzo, ci mangiamo qualche piatto locale, poi adesso vi faccio vedere che piatto ci mangiamo, poi dopo ripartiamo perché siamo solo a metà del giro del Monferrato, che è veramente spettacolare. Peccato solo, avete visto nelle immagini, un po' di foschia, però vabbè, non si può avere tutto dalla vita. L'importante è che le strade siano top, e quello sì, e soprattutto non c'è in giro veramente nessuno. Davvero sono spettacolari per questo. Cosa c'è qua? Il biologastro con me. Ciao ragazzi. Cosa ti mangi di buono allora? Niente, sono a dieta. Per lui solo insalata verde, sì, e pane coperto, giusto? Sì, e la bottiglia di Lebioco. Che qua non può assolutamente mancare. Allora, Filippo si è preso la rollata di coniglio.
Sì. col cavolo rosso e il purè sotto. Sì. No. Sì. E io invece mi sono preso lo stracotto di vitello, ha detto, Sì. con il purè anch'io. Quindi buon appetito. Vamos. Eccoci ragazzi, pranzo finito all'alba delle 3:20, cioè siamo presa veramente comoda, ma che bello è mangiare all'aria aperta. Oggi non ci credevo proprio, non ci speravo perché comunque siamo partiti che c'erano 8 gradi. Ho detto sicuramente anche posti all'aperto difficilmente si trovano. Questo posto aveva anche un dehors con il crystal intorno, quindi comunque era un aperto ma chiuso e non mi faceva impazzire. Invece aveva dei tavolini fuori, avete visto? Molto bello. Poi abbiamo mangiato davvero bene, 35 euro a testa, un antipasto io e un secondo ciascuno e un calice di vino e una bottiglia d'acqua, un caffè, insomma un pranzo normale, 35 euro ma tutta roba di assoluta qualità, soprattutto lo stracotto, era lo stracotto di vitello, mamma che buono che era, spettacolo. Adesso ricominciamo con questo paradiso qui a fianco, veramente spettacolare, e continuiamo il giro perché siamo a metà strada. Dobbiamo ritornare verso Casale, poi da lì ci prendiamo l'autostrada per tornare a casa e intanto ci gustiamo ancora un po' delle colline del Monferrato. Vamos! Guardate che spettacolo ragazzi, bellissimo, bello. Poi si devia in queste stradine, mamma che spettacolo sono, che si inerpicano sulle colline. Mamma mia che spettacolo ragazzi, guardate che stradine, un'altra medicina per il cuore. Cioè guardate che roba,
Guardate che spettacolo che c'è. E poi si arriva su queste colline e svalichi così e con sti spettacoli. Impagabile, ragazzi, impagabile la moto. La moto è veramente impagabile, quello che ti dà la moto. Queste strade qua fatte in macchina sono quasi insignificanti, uno non si gode niente. Adesso là che cosa c'è? Non so, c'è qua un po' di gente sulla collina ma non ho capito a fare cosa. O fanno parapendio magari, perché ho visto che su di Flight era segnalata zona, non so se questa o cosa, zona di paracadutismo, quindi magari col paracadute o con parapendio, boh. Zona di Viti, questa è zona di Viti. Cioè, ma che belle sono queste strade nel verde, mamma mia, oh. Mamma mia, che spettacolo.